La propaganda fa brutti scherzi e continuare a dire che ci sono 20 miliardi di residuo fiscale è falso. Abbiamo voluto chiarire questi numeri, non sono 20 miliardi, abbiamo visto che sono molti meno. Il residuo fiscale del Veneto, ovvero i soldi delle tasse pagate sul territorio che vengono spesi in altre zone d'Italia, ammonta a 9,5 miliardi di euro nel 2014, ultimo anno per cui il dato è disponibile. Cifra che si riduce a 3,5 miliardi se si considera la quota veneta di copertura del deficit statale. I dati emergono da uno studio realizzato da Luciano Greco, docente in scienze delle finanze dell'Università di Padova. Questa ricerca, sostiene il capogruppo PD in Regione Stefano Fracasso, sconfessa le affermazioni del governatore Luca Zaia che parla in un'occasione di un residuo fiscale di 21 miliardi e in un'altra di 15,4 miliardi. All'origine della discrepanza un diverso metodo di calcolo. Se pensiamo che i benefici della spesa siano dove sono i dipendenti, allora otteniamo le stime che vedono il Veneto con un residuo enorme e il Lazio praticamente senza residuo. Se invece pensiamo che anche le spese fatte per le caserme oppure per i ministeri centrali, la parte centrale delle amministrazioni comunque debba essere in qualche maniera ripartita fra le varie regioni perché beneficia tutti i cittadini, allora vengono fuori delle stime un po' più ragionevoli. Secondo questo metodo di calcolo, l'89% di quanto versato dai cittadini della regione tornerebbe in Veneto, contro il 91% della provincia autonoma di Bolzano. Una differenza non certo clamorosa. Restiamo favorevoli all'autonomia, puntualizzano dal PD, nel senso di una maggiore attribuzione di competenze, ma questo non porterà chissà quali risorse in più nella nostra regione. L'autonomia è una cosa seria, ci vuole chiarezza e non va bene ingannare i veneti raccontando che ci sono 20 miliardi così che possono ballare di qua e di là. Non ci sono.